Allora, amici belli, piano piano, pianissimo. Visto che è il 1° luglio, visto che si apre tutto, visto che sappiamo che tipo di data è il 1° luglio, le novità del canale, le novità del Napoli, cominciamo! È un market pazzesco. Rumori incredibili. Rumori. Allora, amici miei, spero di farcela perché questo è uno dei video più complicati che abbia mai registrato e quindi beviamoci su. Diamo il benvenuto a Nicola Manzi, come tutti i nuovi iscritti. Ovviamente lasciate un like per smuovere l'algoritmo, stavolta è importantissimo, ve ne chiedo 1000, lo so, è difficile lasciare un like a questo tipo di video, però io cerco di farlo bene, quindi 1000 like per smuovere l'algoritmo e per far sapere a tutti che questo canale in questo momento si chiama Azzurro Fluido e ne possiamo parlare perché poteva essere fluido azzurro, potevano essere gli orizzonti azzurri, tutta una cosa simpatica, ma l'ho voluta un po' perché voglio la A all'inizio che aiuta l'alfabeto, l'alfabetizzazione. Però è un azzurro che deve essere fluido, noi ci dobbiamo adattare a quello che succede e tifare per il Napoli sempre, quindi io indosso la mia maglia preferita del Napoli e non la maglia di Mertens perché in questo ad oggi Mertens non è più un giocatore del Napoli. Allora cerchiamo di andare con calma. Prima di tutto sul canale lascio qua la scheda, la vedrete qui da queste parti, insomma. Mertens è l'unico giocatore che mi ha invogliato a fare un video. Io volevo fare dei video senza tempo, oltre ai video del quotidiano, no? Dove noi commentiamo tutte le notizie giorno dopo giorno. Volevo fare dei video senza tempo delle storie del Napoli. Ci sarebbe da fare una bella storia su Hamsik, su Cavani, su Lavezzi, su tutti i giocatori che ci hanno lasciato delle emozioni. L'unico che me l'ha fatto fare, che ho trovato facile fare, è questo video su Mertens, che vi consiglio di andare a vedere perché secondo me è bello proprio e spiega tutta la storia di Mertens dagli albori fino a quando arriva al Napoli, fino ai 127-128 gol, perché dopo la realizzazione di quel video Mertens ha continuato a segnare nonostante infortuni, ricordiamo la spalla, ricordiamo la caviglia, e insomma un'annata nell'anno di Gattuso che poi ha portato a quello scatafascio totale dove Gattuso parlava e poi lo hanno mutato. Mertens ha continuato a segnare fino ad arrivare a 148 gol, non utilizzato tantissimo da Spalletti, e questo è uno dei punti fondamentali. Io senza pensare al romanticismo, al fatto che Mertens insomma sia nel mio cuore come uomo e come calciatore, volevo porre a De Laurentiis un po' di doppie, cioè di pro e di contro. Volevo dire a De Laurentiis tranquillamente: ci hai ragionato bene, perché noi con calma, io poi mi metto sempre sull'ambrabam tattico, mi sposto di qua, che poi dobbiamo parlare di Kvaratskhelia che viene presentato ufficialmente con queste cose qua, ed è un po' particolare il tweet del presidente, perché che l'azzurro del mare e del cielo possa essere il colore identitario della tua anima e dei tuoi piedi, che devono contribuire a un Napoli sempre più vincente. Mi dà l'impressione che De Laurentiis stia copiando, però male, per parere mio personale, la comunicazione di Spalletti, quindi capito, richiamare questi valori eccetera eccetera, che però non credo faccia molto piacere ai tifosi del Napoli in questo momento, a parte che non mi piace proprio lo stile, ma lasciamo perdere che lo stile è una roba personale eccetera eccetera. Non mi piace sta cosa. Mi piace tantissimo il giocatore, mi piace tantissimo l'operazione che ha fatto il Napoli proprio tecnicamente, come soldi, come tempismo, mi piace tutto di Kvaratskhelia, e sono sicuro che potrà essere un grande calciatore del Napoli, ci potrà togliere delle soddisfazioni, ci potrà dare delle soddisfazioni e se le potrà togliere lui. Questo fatto del mare e del cielo, dell'anima nei piedi non mi convince. Non è meglio quello che fa la Serie A, che è quasi lo sfotte, che non lo sanno pronunciare eccetera eccetera. Però bene,
Questo però, l'arrivo di Kvaratskhelia non può essere sostitutivo della mancanza di un saluto a Mertens. Kvaratskhelia viene preso in sostituzione ad Insigne. Mettiamo le cose bene in chiaro. Quindi va bene, abbiamo salutato Insigne bene, non abbiamo salutato Thuram, non abbiamo salutato Malquit, ma non ci aspettiamo, nessuno si rizzelerà per non aver salutato Malquit. Sarebbe bene salutarli bene tutti. Ma a prescindere di tutto, Mertens non è un giocatore qualunque, non è uno come gli altri, non lo può mai essere, e la reazione del tifoso napoletano, se voi vedete su tutto quello che posta il Napoli, benvenuto Kvaratskhelia, rispettate Ciro, postano una bellissima storia su Elmas e A16 rispettate Ciro, quindi noi dobbiamo registrare, e il Napoli deve registrare l'insoddisfazione generale che c'è nell'ambiente Napoli tra i tifosi. Tra l'altro tra i tifosi io vedo un crescente una spaccatura crescente anche all'interno dei tifosi tra quelli che poi si sentono attaccati da quelli che attaccano De Laurentiis e quindi lo devono difendere a maggior ragione, quindi ma cosa volete di più, abbiamo fatto questo e questo, cose verissime, e io mi voglio trovare veramente in mezzo, essere fluido tra queste considerazioni dei tifosi che sono tutte giuste. È giusto ricordare quello che abbiamo fatto e abbiamo fatto bene, è giusto anche preoccuparsi in un momento in cui la Serie A sta cambiando. Finché il Napoli era l'unica competitor della Juventus, benissimo, siamo stati lì secondo posto, terzo posto, poi alle volte siamo scivolati al quinto quando siamo stati anche un po' sfortunati, però con il ritorno delle milanesi che si impongono, l'Inter che si impone bene e riprende Lukaku adesso, quindi lo vogliono veramente fare, il Milan che sfrutta lo scivolone dell'Inter e quello del Napoli e quindi vince, adesso cercano di rimpostare con la nuova società, con la conferma di Maldini, la Juventus che sta sempre lì, ovviamente fa la voce grossa sul mercato, il Napoli adesso con l'Atalanta che se n'è scesa l'anno scorso dovrà guardarsi dalle romane. Questa è più o meno la situazione e noi dobbiamo essere chiari e tranquilli su questo. La preoccupazione, ed è la mia sensazione, e adesso arriviamo al discorso di Mertens, è che non crescendo il fatturato ed essendoci un nuovo tipo di mercato dove i giocatori che esplodono è difficile che li rivendi e fai grandi plusvalenze e riesci a rimpinguare il fatturato con le cessioni, ricordiamo il mercato che abbiamo fatto quando abbiamo venduto Cavani, quando abbiamo venduto Higuain, questo non si fa più perché i giocatori tendono ad andare a scadenza, rifiutano il rinnovo dei contratti e quindi se ne vanno a zero. Di conseguenza il Napoli, non avendo queste entrate, l'anno scorso ci fa sapere noi dobbiamo andare in Champions perché senza i soldi della Champions è così. La sensazione quest'anno è, se noi non riusciamo a rimanere competitivi, se l'annata va storta, perché può andare storta, fai anche una buona squadra e magari gli infortuni ti martorizzano, noi dobbiamo abbassare assai il tetto ingaggio per avere una sostenibilità anche in caso di non qualificazione Champions, quindi di rimanere tra quelle 7 sorelle, diciamo 7-8 squadre, sempre lì, io dico galleggiando, e non è una cosa, perché galleggiare significa stare sempre lì, e potersi permettere di pagare i propri giocatori anche senza dover contare sull'entrata della Champions. Ecco perché il Napoli subisce il mercato, lo aspetta, se riesce a vendere riesce poi a comprare, in alcuni casi anticipa e fa bene con Oliveira perché sapevi che avevi perso Thuram, con Kvaratskhelia perché sapevi che avevi perso Insigne, adesso bisogna agire di conseguenza perché se non c'è Ospina devi comprare un altro portiere, devi prendere delle decisioni nel caso ti soffiassero Koulibaly o Fabian Ruiz, e nel caso di Mertens io vi dico pro e contro che vedo. Tra l'altro qua ci metto subito questa immagine geniale, un artista geniale, Dani Lopè. In questa immagine lui mi ricorda la genialità di Mertens, ironico, geniale in questa cosa, quando lui cercava un aiuto per farsi rialzare, non lo trova, si alza da solo come aiutato da un'entità superiore fantasma, e in questo caso lui dice nessuno me la fa l'offerta del contratto, il fantasma che mi offre un contratto io lo firmo, dove è veramente straordinario e scappano le lacrime. Mettiamo sempre sul piatto il fatto che non sappiamo che tipo di offerte gli ha fatto il Napoli, se
il Napoli gli ha fatto un'offerta. Ricordiamo che il Napoli aveva un'opzione unilaterale, cioè se il Napoli credeva in Mertens, se avesse creduto in Mertens, avrebbe potuto rinnovarlo senza che Mertens avesse potuto proprio dire niente. Ti rinnovo e devi stare alle mie cose. Non sappiamo però le cifre di questo contratto. Il Napoli non esercita questa cosa ed ecco perché secondo me il Mertens non si poteva accordare come invece ha fatto Insigne con il Toronto prima della scadenza del contratto. Adesso lo può fare e si può guardare intorno. Sappiamo, perché è stata spiattellata la mail, caso unico nella storia del calcio, il Napoli dà in pasto la mail ai media e ai tifosi, quindi sappiamo quanto Mertens ha richiesto al Napoli, ma sappiamo, ci hanno fatto sapere che il Napoli non ha intenzione di rispondere e non ha proprio risposto. Abbiamo un'idea generale di 1,3 come offerta perché mi è stato detto, non abbiamo conferme. Tra 1,3 e 2,4, bonus a parte eccetera eccetera, si può anche chiudere a 2 perché poi esistono le trattative, ma credo che non ci sia proprio la volontà e nel momento in cui non c'è la volontà, a contratto scaduto il Napoli può andare avanti a postare storie di De Santis, di Elmas e di Cannavaro Paolo e non dire niente a Mertens e nemmeno salutarlo perché non è più un tesserato e non c'è proprio bisogno di farlo. Però Mertens ama la città, ama la maglia, non tutti i giocatori amano la città e la maglia e questo lo dobbiamo mettere in preventivo, per qualcuno è importante, per altri no, però sappiamo che lui per questa maglia ci tiene tantissimo, lo ha dimostrato nei fatti e non solo a parole, ci tiene per i tifosi e questo è importante. Un Lozano, voi mettereste la mano sul fuoco che ama la maglia al punto di rischiare un infortunio? Ricordo un esempio di Mertens quando si va a prendere quel fallo nell'area con la Juve e si fa distruggere ancora la caviglia ancora martoriata, si va a prendere quel fallo mettendosi davanti e si prende il rigore. Non lo so se tutti i giocatori lo fanno, quindi mettiamo sempre da parte tra i pro i sentimenti eccetera eccetera. Nel pratico perdiamo gol, perdiamo assist e perdiamo calci di punizione. Mertens non è uno specialista dei calci, non è Juninho Pernambucano per farci capire, ma è uno di quelli che ha segnato di più su calcio di punizione nell'ultimo Napoli della storia di De Laurentiis. Gol 148 a grappoli, vuol dire che è un giocatore che vede la porta e che fa gol. Nella media generale di un giocatore che non era una prima punta siamo arrivati a più o meno 17 gol all'anno e non sono pochi, assist quanti ne vuoi eccetera eccetera, quindi perdi questo e perdi perché questi sono i pro di Mertens, quindi se lo rinnovi, se il Napoli decide di alzare il telefono e di dire guarda hai trovato già una squadra perché noi ci abbiamo pensato, probabilmente se firmi noi copriamo due ruoli perché puoi fare il vice Osimhen e puoi fare il trequartista, il vice Zielinski se vogliamo considerarlo vice, ed è un giocatore che la panchina non la soffre, non si mette a fare dichiarazioni, non è stato sempre zitto, è stato lì ad aspettare il suo turno e con il sorriso ad aiutare i compagni ed è anche integro fisicamente perché lo abbiamo visto l'anno scorso nonostante l'età avanza. Te lo trovi anche come dirigente perché lo vediamo da tutte le dichiarazioni di tutti i giocatori del Napoli che Mertens è un dirigente non pagato che li accompagna in città, che gli spiega com'è l'ambiente, gli spiega come si diventa giocatori del Napoli e questo è importante. Mettiamoci anche i contro. Un contro è che è un giocatore che è ancora nazionale e quindi viene convocato dalla propria nazionale e quindi lo perdi per il mesetto del mondiale e quindi questo potrebbe essere un contro. Un altro contro è sicuramente l'età perché te la trovi, può arrivare la parabola discendente e potrebbe arrivare anche quest'anno. L'ingaggio dal punto di vista di De Laurentiis può essere un contro se, e se dico sempre se, Spalletti lo continua a considerare un rincalzo perché De Laurentiis non riesce, non vuole vedere un giocatore pagato tra gli 1,5 e i 2, let alone 2,4, un giocatore che sta in panchina per tutto il discorso dell'abbassamento di ingaggi che ci ha fatto De Laurentiis. Quindi a questo discorso del contro dell'ingaggio valutato troppo alto ci dobbiamo aggiungere Spalletti che probabilmente una figura come Mertens da gestire gli può creare delle difficoltà perché se perdi una partita e non hai utilizzato Mertens tutto l'ambiente si chiede ma sei sicuro che con Mertens non andavamo meglio?
proprio per la sua qualità e la sua forza, ed è successo anche l'anno scorso. Ci chiederemo per tutta la vita se un utilizzo maggiore di Mertens insieme a Osimhen non avrebbe potuto darci più punti a tutti gli effetti. Un altro contro per quanto riguarda rinnovare Mertens e tenerlo nel Napoli è che è uno che parla chiaro. È uno che parla chiaro, è uno che dice ai microfoni, e non ha cominciato oggi, ma l'ho detto tanti anni fa, lo ricordiamo benissimo, alla presentazione di Manolas, quindi all'arrivo di Manolas. Mertens ai microfoni a Di Maro dice: bisogna comprare più giocatori forti, vogliamo essere più forti come rosa, e a me non interessa se c'è più competizione, io sono più contento perché la squadra è più forte e vinciamo di più. Questo è un discorso di personalità che De Laurentiis non ama sentire. Ecco perché poi noi ci chiediamo: ma la figura dirigenziale, un vicepresidente diverso, una figura come Maldini, come Nedved, come Zanetti, De Laurentiis non lo vuole perché vuole decidere lui e non vuole essere contraddetto da certi discorsi. Un po', ricordiamo, viene contraddetto già oggi da Spalletti, e questo è un discorso che dobbiamo tenere presente visto che Spalletti in questo momento è all'ultimo anno di contratto. Questo è un discorso che tornerà per quanto riguarda Meret e il suo vice, perché con la scadenza del contratto di Ospina adesso il Napoli, e con il rinnovo di Meret, adesso il Napoli deve scegliere un secondo portiere e Spalletti dovrà farci sapere se Meret lo soddisfa o se addirittura, essendo Spalletti all'ultimo anno e vuole fare i fatti suoi, se poi il secondo portiere lo convince di più di Meret, potrebbe addirittura, anche col contratto rinnovato Meret, Spalletti utilizzare il secondo portiere. Signori miei, mentre mi dicono ma Reina se ha rescisso il contratto con la Lazio, perché non puntare su di lui, sarebbe un ottimo secondo. Io vi ricordo questa cosa qua, ma è la prima che ho trovato quando io vi dico che i giocatori vanno trattati bene perché poi ti precludi anche dei ritorni. Questa è una delle ultime, cioè delle cose che diceva De Laurentiis su Reina, ma ce ne sono altre, la moglie, lasciamo perdere, non voglio assolutamente addentrarmi, e spero davvero di aver coperto tutte quelle che sono le mie sensazioni. Voi sotto nei commenti vi potete divertire a trovare degli altri pro o a trovare degli altri contro, sicuramente ce ne sono. Lasciamo in sospeso questo discorso di Mertens perché siamo innamorati, e visto che siamo innamorati noi la speranza è l'ultimo a morire, fino all'ultimo, finché non lo vediamo con un'altra maglia o finché non cominci, perché addirittura pure se cominciasse il ritiro e Mertens non ha ancora firmato con nessuno, noi potremmo ancora coltivare la speranza di dire ok, non ha trovato nessuno e alla fine il Napoli se lo può prendere da svincolato, bonus o meno, lo rimette sotto contratto e Mertens è contento. Quindi ecco perché sta aspettando Mertens una chiamata del Napoli, ecco perché noi non vediamo un saluto e ci chiediamo forse non lo salutano perché vogliono fare un altro tentativo. Io lo spero con tutto il mio cuore e spero che questo video invecchi immediatamente, oppure che questa lista di pro e contro abbiano convinto De Laurentiis e la società di dire: ma facendomi due calcoli, io se rinnovo Mertens a 2 milioni all'anno per un anno o per due, forse io risparmio soldi, perché mi devo comprare un vice Osimhen e quanto lo pago, mi devo comprare un vice Zielinski e quanto lo pago, a meno che non si voglia puntare su Ambrosino, Zerbin e Gaetano, e allora io su quello non ci metto bocca. Da New York, Valerio Fluido Azzurro. No, Valerio Fluido è tutto, perché fluido azzurro fluido. Tutti le mie grafiche sono provvisorie, i grafici amici miei mi daranno una mano, valuterò tutte le cose, voglio svecchiare tutto e mi sono reso conto che c'è tanto lavoro da fare, di grafiche già preparate, devo recuperare tutto. Abbiate pazienza, state insieme a me, aiutatemi con i like, me ne servono almeno 1000 e vi voglio bene, vi bacio, voglio bene a Mertens, voglio bene al Napoli, voglio bene anche a De Laurentiis. Spero che De Laurentiis, la comunicazione, a me interessa fino a un certo punto, mi dispiace ma mi interessa fino a un certo punto. Salutatelo bene, 148 gol, nessun altro li farà al mondo per come si è sviluppato il calcio, e sarà per sempre il record man del Napoli assoluto. Più che la comunicazione, io chiedo a De Laurentiis a livello imprenditoriale, come diceva De Crescenzo, ma vi conviene? Ciao, sono Saveria Solida.
se arriviamo a 15.000 iscritti su YouTube è una cosa di cortesia, ma secondo me dovreste seguirlo anche su Instagram, @ValerioFluido. Fa tutte queste cose cretine. Sei iscritto pure a TikTok. Niente più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.